Ci sono anche 11 dirigenti scolastici di 7 istituti comprensivi e 4 scuole superiori della Marca, tra i presidi, centinaia in tutta Italia, che hanno sottoscritto una lettera inviata al governo nella quale si chiede, al termine delle vacanze di Natale, di non riprendere con le lezioni in presenza, ma di proseguire con la DAD fino alla fine di gennaio. Ad aver sottoscritto la missiva anche la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Ponte di Piave. Noi pensavamo che qualche settimana di DAD potrebbe garantire innanzitutto la riorganizzazione delle attività, si pensi alle chiamate dei supplenti. Come prospettato ieri dal presidente Zaia, la ripresa delle lezioni sarà all'insegna del caos. Per la prossima settimana infatti registriamo già numerose assenze di docenti che hanno comunicato il loro stato di positività e quindi assenze che ricordiamo si aggiungono a quelle del personale Novax che è stato sospeso dal servizio. In questi 2 anni di pandemia i dirigenti scolastici hanno messo il massimo impegno, ma ora, alla luce dell'attuale situazione, l'organizzazione diventa molto complessa, spiega la preside di Ponte di Piave. Di fronte alla situazione attuale non sappiamo proprio come operare, infatti si prospettano classi prive di sorveglianza per assenza di personale scolastico, classi divise tra alunni vaccinati che saranno in presenza e alunni non vaccinati che saranno invece a distanza. I docenti non riescono neanche a gestire una classe metà in presenza e metà in collegamento telematico. Mancano anche i dispositivi di protezione. Non abbiamo ancora le FFP2 che devono essere consegnate dal Ministero. Il rischio è che il 10 gennaio si riaprano le scuole, con i presidi però costretti pochi giorni dopo a ricorrere comunque alla DAD. Però questa volta ragazzi in DAD in quarantena a causa di casi di positività all'interno della classe. Preservare il valore della scuola rimane per i dirigenti una priorità. L'obiettivo principale per la scuola è quello di garantire la didattica in presenza, ma una didattica in piena sicurezza. Allo stato attuale le prospettive ovviamente non sono delle migliori. Intanto sulla riapertura delle scuole interviene anche la rete Studenti Medi Veneto, critica verso le nuove linee guida Covid del governo, dicendosi preoccupata per un ritorno alla DAD. Diritto allo studio, alla salute e all'impatto psicologico sono le priorità da tutelare secondo i giovani.